Buonasera a tutti cari amici, noi ci ritroviamo qui come di consueto nel nostro appuntamento del martedì e del venerdì per le dirette su YouTube. La vostra Hilde è sempre più grigia, va bene, ma non ci interessa nulla in questo periodo, l'importante è continuare ad avere il sorriso sulle labbra. Bene, allora io spero che mi facciate compagnia a un bel po' di persone. Mentre attendo appunto che arrivino, arrivino degli amici qui sul canale, vi ricordo gli appuntamenti settimanali che cominciano il lunedì con il gruppo Telegram I Magici Arcieri Bertoldini, dove ci ritroviamo tra le 20:30 e le 21:30 condividendo argomenti di esoterismo. In questo momento, recentemente, abbiamo iniziato a costituire una catena magica di protezione per l'Italia. Dunque immagino che molti avranno a cuore questa cosa. Se vi fa piacere unirvi alla catena magica, non avrete che da iscrivervi al gruppo Telegram, ovviamente. Il link per aggiungervi al gruppo sarà poi sotto nella descrizione a questo video. Intanto saluto già, ci sono alcuni amici, buonasera Francesca, buonasera Kiwi, buonasera Marietto. Allora, come dicevo appunto abbiamo questo progetto, durante gli incontri dedicheremo 5 minuti per rafforzare il muro di fuoco intorno all'Italia. Poi abbiamo appunto la diretta del martedì e del venerdì della vostra Hilde qui su questo canale, il mercoledì abbiamo la diretta del Marietto Veneziano sul suo canale, dunque sempre alle 20:30, tra le 20:30 e le 21. Benissimo, detto questo vi ricordo che abbiamo anche i gruppi Facebook, uno si chiama I Casti Sacerdotali, l'altro si chiama Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e tutti i giorni condividiamo delle informazioni, dei circuiti radionici e altri piccoli insegnamenti di esoterismo. Bene, allora saluto anche Fiorella, Italia, Eloeli e Antonio. Sono molto contenta di trovarvi, mi fa piacere che siate qui. Allora, questa sera la serata fino alle 21 sarà dedicata alle stese di Sibille, dunque chi vorrà avrà una domanda alla quale desidera ricevere una risposta potrà scrivermi nella chat dal vivo oppure telefonarmi al numero 347 8702 622. Vi ricordo che le chiamate avranno la priorità rispetto alle domande che trovo sulla chat dal vivo. In ogni caso vi ricordo che per me è importante, per cogliere la scia energetica ed essere il più possibile attendibile, è necessario nome, data, se volete mettere anche il vostro cognome meglio ancora, altrimenti ovviamente mi rendo conto che non tutti hanno il piacere di dire chi sono in diretta, però mi raccomando, il vostro nome, il nome della persona di interesse se fate una domanda volta a qualcun altro e la data di nascita, così che io ho ovviamente la domanda precisa. Senza questi elementi è difficile cogliere una scia energetica chiara e dunque si va veramente non solo a interpretazione ma proprio a immaginazione. Allora, bene, vedo che c'è già qualche domanda, però vi voglio dire anche che alla fine della diretta, vale a dire quella che normalmente viene conclusa alle 9, dedicheremo 5 minuti per fare insieme il muro di fuoco, sempre che vi faccia piacere compartecipare. Io lo faccio in particolare per tutti gli iscritti e tutti i partecipanti del gruppo Telegram, così che vedano bene i passaggi che vanno compiuti, come li compio, la pronuncia dei nomi divini, così che sia chiaro bene il procedimento. Benissimo, penso di aver detto tutto. Vi ricordo ovviamente, ancora una volta, ma lo ricorderò comunque anche alla fine, che domani sera comunque ci attende un'altra diretta che è sul canale del Marietto Veneziano. Ok, cominciamo dalla prima domanda. Francesca, Hilde, io ti chiedo cosa rivedi del contatto che spero avvenga con la persona che sai che penso.
Ok, 29 giugno 77, vediamo. Noi ci siamo sentite l'altro giorno, dunque so benissimo a chi ti riferisci. Sono volate 2 carte. Allora, sono pronta per il taglio. Allora, Francesca, guarda, già dal taglio c'è un messaggio in arrivo. Allora, questa persona che ha tanti segreti, che è molto contrastato, questa probabile difficoltà a vivere l'amore veramente, è un po' incostante. Comunque penso che molto presto sentirai di lui, forse ti vorrà perfino incontrare, cara, perché vedo gelosia, pensiero, dunque in questo momento ha molte emozioni forti, sta vivendo sicuramente un periodo particolarmente sotto stress o sotto tensione, vorrà incontrarti, vedo l'incontro, vedo la fedeltà, dunque comunque a modo suo e costante nei tuoi riguardi, sebbene sia un tipo che ha dei segretucci, vedi qua il ladro che si insinua, il militare, sai, sempre cose illecite, però vediamo che comunque un pochettino ti farà sospirare, questo qui, perché va e viene, fa proprio così, c'è poco da fare. Comunque viene, va e viene ancora, dunque anche qui vedrai che poi torna alla carica come se nulla fosse, vedi, allegria, l'amante, fortuna, giovane fanciulla, un po' perfino più di prima. Va bene Francesca, andiamo avanti alla prossima domanda. Scusate. Vediamo Ilenia. Ciao Ilenia, volevo chiederti se ci sarà un nuovo... Ah no, ciao, sono Ilenia. Volevo chiederti se ci sarà un nuovo lavoro in arrivo per me, sono ferma. La mia data è 20 febbraio 80. Certo Ilenia, vediamo subito. Ilenia. Febbraio. Abbiamo il lavoro per Ilenia. Vediamo un po'. Beh, diciamo che non vieni neanche tanto aiutata, tra l'altro. Beh, sai, vedo che qualcosa arriva. Allora, devo dirti che da quello che vedo nella prima linea, per qualche contrasto in passato tu sei stata lasciata a casa e si è concluso un rapporto anche in modo non felice, un po' burrascoso, sebbene fosse un accordo che è nato sotto buone premesse, in realtà poi si è concluso non bene, ok? Vedo proprio una chiusura brusca. Però sai, anche se tu hai delle preoccupazioni rispetto all'aspetto economico e vedi le preoccupazioni riguardo proprio una tua stabilità, vedo però un prossimo cambiamento, che è un cambiamento tuo volontario, anche perché le preoccupazioni che vedo in questo momento sono sproporzionate rispetto alla situazione, nel senso che vuoi che siamo tutti un po' fermi, vuoi che il periodo è un po' così, magari ti agiti, in realtà se tu guarderai le cose da un'altra prospettiva, farai un cambiamento, ma magari anche uno spostamento, nel senso che cercherai, guardandoti intorno, cogliendo delle occasioni, chiaro che adesso è difficile che proprio adesso si realizzi, a meno che tu viva in una grande città, se stai già in un paesino
con le restrizioni che abbiamo puoi restare nell'ambito del tuo paese e neanche tutte le attività adesso sono concesse. Dunque in questo momento è una preoccupazione che aleggia un po' per tutti, però io non vedo grossi scossoni per te. In effetti nel prossimo futuro comunque ci sarà un qualcosa che, vedi c'è il sacerdote vicino al ladro che comunque fa pensare che è la nemica, fa pensare che a parte questo momento avrai sicuramente più avanti qualche piccola difficoltà o forse dovrai guardarti dal fatto che qualcuno possa insinuarsi oppure dare preferenza a qualcun altro, sempre un pochettino alle spalle, ok? Fai attenzione, ma tolto questo vedo una comunicazione, vedo anche la conferma di un qualcosa e l'arrivo, l'attesa di buone notizie, comunque che senti che stanno per arrivare, dunque entrerà in ballo qualcosa nel futuro per la quale attenderai una risposta. La risposta si farà un po' aspettare, ok? Però avverrà e sarà favorevole, positiva per te. Ok? Dunque non disperare, tieni duro, stai serena, guardati intorno e comincia a pensare ad altre possibilità rispetto a quelle che tu hai conosciuto o sulle quali hai già lavorato. Mamma mia, ragazzi, mi farò uno shampoo colorato, non mi posso vedere così. Forse ho sbagliato l'abbinamento e si vede troppo. Ci vorrebbe un riporto. Ah, una chiamata, via, rispondiamo alla diretta, in chiamata in diretta. Pronto? Sì, buonasera. Posso fare una domanda? Sì, assolutamente. Siamo nella diretta, dunque sei la benvenuta. Come ti chiami? Grazie mille, mi chiamo Nadia. Ok, Nadia. Allora, dimmi pure la tua data e la domanda. Ok, io sono del 24 gennaio del 78 Ok, e la domanda era se c'era la possibilità di un ritorno di un ragazzo che si chiama Roberto. ok, la sua data puoi? Sì, e lui è nato il 10 di marzo del 73. Ok, va bene Nadia, guardiamo subito. Eventualmente se poi vorrai vedere anche le carte, perché è chiaro che magari durante la diretta è difficile gestire sia la telefonata che guardare il video, però resterà sul canale, dunque potrai vederlo quando vuoi. Ok, grazie. Allora, Nadia, Roberto. Allora, mostro il taglio così lo vedrai. Al taglio abbiamo dottore e amore, dunque c'è la possibilità che insomma qualcosa si vada a sanare. Vediamo un pochino. Ecco qua. Allora, io vedo che nel passato, è un passato recente comunque, non vado mai tanto indietro, né nel passato né nel futuro, preferisco sempre limitarmi a un tempo prossimo a quello che viviamo, proprio per non disperdere o non prendere qualche altra scia sbagliata. Dunque, quello che vedo è che c'è stato proprio un'interruzione che è stata al di là della tua volontà, presumo. E che questa cosa ti ha generato tutta una serie di pensieri legata alle eventuali responsabilità che tu hai avuto nel portare la situazione in questo punto, o comunque ti sei posta delle domande e cercando in te delle risposte. Comunque il fatto è che non so se vi siete comunque ancora incontrati successivamente alla fine, vedo che comunque c'è stato qualche comunicazione abbastanza come se fosse già un po' stabilito, no? Il fatto che fosse finita e boh, come se sembrasse che andava tutto bene così. In realtà vedo che è possibile che sia subentrata un'altra persona, Sì.
Credo di sì. Una Sì. ragazza più giovane, un po'. Può essere, sì, 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 sì. Mm. Anzi, è molto probabile, sicuramente sì. Mi dispiace, però sì, effettivamente fra loro, intanto si è già insinuata in una situazione, penso, forse si sono conosciuti quando ancora c'era la relazione fra voi due, ok? Ok, sì, può essere, certo. Può anche essere che anche lei non sia completamente libera. Comunque, quello che io devo dirti è che mi sembra per ora non plausibile. Non te lo devi aspettare adesso perché ci sono altre situazioni, altre circostanze e vedo anche la carta del vedovo, dunque un po', sai come dire, una situazione che sembra chiusa, però proprio quando sembrerà completamente chiusa riprenderai i contatti con te. Vedo però una cosa, che verranno fuori delle incompatibilità di carattere. Quelle c'erano già. Ma forti però, perché infatti comunque tornerete ad allontanarvi, però si farà di nuovo sentire, ok? Forse questo ti permetterà di chiudere Di tu chiarire, certo, serenamente. definitivamente. Va bene Nadia, Grazie ti mille, abbraccio, grazie. ciao ciao. Ciao. Ops, ho chiuso mentre parlava, mi dispiace. Allora, vediamo la prossima. Intanto saluto ancora, prima di continuare, Sara, un abbraccio, Fiorella, Tiziana, è andato troppo giù. Questo mouse o non sposta niente o salta completamente. Ciao Anna. Ciao Giovanni, Simona. Un'altra telefonata. Questa sera avete coraggio, bravi, mi piace. Pronto? Sono Maria. Sì, ciao Maria, buonasera. Buonasera, ascoltami, volevo sapere del mio amico che non sta bene. Ok. Si chiama Tommaso, Allora, l'8747. Maria, io per le questioni di salute ho un po' un freno, però diciamo che guarderò proprio 5 carte, Vediamo, tanto per... ecco, sì, preferisco grazie. sempre, queste sono cose delicate, non che i Sì. sentimenti o il lavoro non lo siano, però sai che sulla salute ci sono sempre delle cose. Ok, allora mi ripeti Sì, ok. il nome del tuo amico? Hai detto Tommaso? Tommaso 8747. Ok. Mettiamo la salute di Tommaso, anche se, guarda, faccio uno strappo che non si apra questo capitolo perché preferisco. Allora, vediamo Tommaso. Beh, ovviamente è un momento un po' particolare, ci sono è possibile che anche le cose siano, cioè le notizie riguardo alla sua salute siano un po' contrastanti, non riescano proprio a identificare bene bene. Sì. Beh, allora, vedo che comunque un bel colpo lo ha preso recentemente, proprio ha avuto un tracollo. Sì. Però lo vedo in ripresa, Davvero? E in futuro sì, un pochino di ripresa si dovrà lottare un po', perché c'è la carta del militare, si dovrà dar da fare, comunque avrà bisogno. Cosa che gli manca? O la tira fuori, perché adesso è fermo da un po', vedo proprio che c'è anche un senso di solitudine, isolamento che lui sta vivendo, non è proprio... Sì. Hai centrato. Niente, praticamente bisogna che si rimbocchi le maniche, vedo che comunque avrà accanto qualcuno, forse un'amica, una persona comunque che cercherà di dargli una mano, però devo dire che avrà un momento di ripresa, poi di nuovo preoccupazione legato alla salute. Vedo però che sarà assistito da un dottore, da un qualcuno, troverà un bravo medico, troverà qualcuno che si prenderà cura di lui. Temo che dovrà viaggiare probabilmente, si dovrà allontanare per farlo, o comunque... Però poi gli daranno sicuramente qualche comunicazione valida per lui che gli sarà utile, ok?
Beh, io dico, lo vedo così, non lo vedo peggiorare, non Hai subito. centrato tutto. Grazie per non sapere niente di Tommaso. Veramente tutto. Ti ringrazio, È il Maria. papà di. Va Ok? bene, grazie cara, ci Grazie a sentiamo. te. Un abbraccio, buona serata, ciao, ciao. Ciao. Eccomi qui, allora continuiamo con le domande. Mannaggia, vado peggiorando. Allora, dunque, Fiorella, vorrei sapere la mia evoluzione spirituale, 24 ottobre 56. Ok. Stavo pensando che questa domanda merita gli arcani maggiori e non le sibille. Però dovrei alzarmi, farvi vedere che ho la tuta, che sono mezza sistemata solo fino a qua, e comunque resto seduta, te la rispondo con le sibille. Allora, vediamo Fiorella, una evoluzione spirituale. Allora, è un momento in cui hai molto bisogno di scambi, di imparare attraverso altre persone e probabilmente hai preso come riferimento una persona più giovane. Vediamo un pochettino. Allora, diciamo che è nata un po' per curiosità, hai sentito proprio una chiamata, un qualcosa dentro, un grande amore, no? Qualcosa che sbocciava dentro di te e forse è stato proprio la necessità di guarire da qualcosa che ti ha avvicinato ai mondi sottili, alla volontà di continuare o prendere veramente un percorso spirituale più con serietà e questo ti ha aperto proprio all'attesa di un qualcosa, no? Di un qualcosa di valido per la quale comunque ti devi dar da fare, c'è molto lavoro da fare. Diciamo che si è insinuato un po' così. Allora, attenzione perché io vedo comunque che accanto a te c'è una persona che ha un po' uno spirito di competizione nei tuoi confronti e che questa cosa un po' ti fa dispiacere. È un qualcosa che è come se si fosse ehm, innescata una specie di gara, non lo so, comunque è un qualcosa che non ti porta tanta serenità o comunque è un qualcosa che probabilmente supererai comunque perché vedo che c'è gran consolazione o magari il percorso spirituale ti ha messo di fronte ad alcuni aspetti di te che non ti sono piaciuti tantissimo, che magari ti hanno fatto un po' soffrire, però vedo appunto questa gran consolazione significa che seppure con dolore è una fase del percorso che ti sta dando dei risultati. Quello che vedo è la necessità di confrontarti con persone sagge, vedi che ci sono la vecchia e il sacerdote, scusate, la vecchia signora ovviamente, non era dispregiativo, è un qualcosa collegato a qualcuno che ha esperienza, qualcuno che ti può guidare, ma anche con fermezza, anche con freddezza dare dei giudizi, dei consigli. E qualcosa su cui meditare. Dunque è un momento in cui devi scegliere bene le persone con cui confrontarti, perché vedo che comunque ti porteranno molta passione, molto amore per lo studio. Occhio a non incappare nelle cose sbagliate, ok? Di non trovare scie fasulle, va bene? Allora, devo dirti che più avanti ci sarà un po' uno stop rispetto a questa tua scalata, questa tua ascesa e sarà dovuto probabilmente a faccende collegate al lavoro.
Ma sai, è ciclico, non ti devi preoccupare di questo. È così un po' per tutti, si sale, ci si ferma un po', perché nella vita abbiamo bisogno di interiorizzare le cose che noi impariamo. Quando le interiorizziamo con lo stop, con la pausa, diventano nostre. Dunque la brama, la sete di conoscenza è sicuramente una molla, una spinta di propulsione molto, molto forte, molto importante, però dobbiamo dare il tempo alla sedimentazione della conoscenza, perché quando appunto si va a fondo dentro di noi, diventa poi nostra, e se non avviene questo processo è difficile che poi possiamo passare a uno step successivo e mantenere poi le cose che abbiamo acquisito. Dunque è importante, mi raccomando, qualsiasi passo fate, apprendete e poi sospendete un attimo per fare tesoro di quello che avete acquisito, come un seme che una volta messo nella terra deve andare a dimora, deve riposare per poi germogliare. Ok? Dunque le eventuali pause, sappiate che se anche sembrano al di fuori della nostra volontà, sono tutte monitorate secondo un piano divino molto preciso per la nostra conoscenza. Dunque accoglietele anche, perché probabilmente anche in quel momento che sembra una pausa avviene un'esperienza nella nostra vita che ci mette di fronte a un altro specchio, a un'altra parte di noi. Bene, Fiorella, spero di averti risposto. Andiamo avanti. Allora, Elide Orlando, ma io so chi sei. Io so chi sei. Va bene, 8 ottobre 70, l'amore, vediamo. Rispondo ancora a te e poi, visto che alle 9 c'è l'appuntamento con tutti i membri del gruppo degli Magici Arcieri Bertoldini, sicuramente i più attivi del gruppo per il cerchio di fuoco di protezione per l'Italia, poi allora faremo quello. Se vorrete trattenervi quei 5 minuti in più con me, con noi, lo faremo assieme e imparerete anche voi, e sappiate che tutte le sere alle 9 ci troviamo virtualmente, non c'è bisogno di collegarci, ci troviamo virtualmente allo stesso orario, ognuno a casa sua, e faremo la stessa cosa, ok? Allora, l'amore per Eloeli. Allora, c'è un qualche cosa, qualcuno che ti pensa, ti scrive, qualche cosina è possibile che ci sia già. Vediamo un po'. Allora, guarda, nel passato sicuramente tu hai conosciuto qualcuno che è stato veramente, vedi, c'è anche l'amplificazione del pavone, dunque qualcosa di molto forte, che però ha portato dei problemi non da poco. C'era un aspetto legato alla gelosia, alla possessività molto forte, che ha un po' inquinato il rapporto. Sebbene accendesse molto la passione questa cosa, però poi vedo che adesso comunque c'è una lontananza, c'è un senso di solitudine, come se tu sentissi che l'amore è lontano per te, che non, come se non ci fosse, come se ci fossero solo cose leggere, ma niente di serio, di importante. Comunque ci deve essere una rottura, un qualcosa, devi chiudere forse un capitolo, oppure una discussione con qualcuno che non ti aspetti non essere dalla tua parte, perché in genere questa carta raffigura una nemica non dichiarata o un nemico non dichiarato, insomma qualcuno che non sapevamo, non credevamo potesse esserci contro o di ostacolo. Ma finché non superi questa cosa qua, cioè finché non chiudi un qualcosa, vedo duro poter andare avanti. Comunque avverrà, entro breve, che ti piaccia o no, qualcosa succederà. A quel punto, beh, cavoli, l'amore arriva, sì. Abbiamo qua, proprio nel prossimo futuro, diciamo nell'arco di un mesetto, vedo già la possibilità di un qualcosa che un uomo che si lancerà sarà molto, anche un corteggiatore molto
come dire, che si azzarda, insomma, coraggioso, no? E anche se magari non risponderà perfettamente al tuo tipo ideale, però ti farà stare bene. Sarà una sorpresa per te, anche una forma di consolazione. Comunque vedo una qualche preoccupazione forse può essere la figlia, una nipote, un qualcuno per i quali hai un po' di rimpianto. Però, a parte questo, per quanto riguarda l'amore, io direi proprio che forse magari una situazione non sarà proprio semplicissima, ti darà qualche grattacapo, qualche pensiero, ma un uomo molto valido, ok, con il quale ci sarà dell'intimità, dell'intesa, la passione, delle conversazioni, molta vicinanza, sì, questa cosa la vedo, va bene? Bene amici, io ho sforato un pochino, ma invece dobbiamo fare quella cosa lì che è importantissima. Ve lo spiego perché magari molti di voi non sono del gruppo o per gruppo intendo il gruppo di Telegram, dunque molto velocemente ci stiamo incontrando a partire da ieri sera, tutte le sere alle 9 per 5 minuti e faremo questa meditazione insieme che adesso vi spiego. Prima di tutto formeremo un cerchio intorno a noi e imprimeremo il pentagramma o il pentalfa o la stella a 5 punte, chiamatela come preferite, sulle mura di casa. Ovviamente dobbiamo orientarci a est per cominciare, tracceremo il pentalfa per aria e lo vedrete fare perché ve lo mostrerò, sui 4 punti cardinali pronunciando dei nomi divini, che sono nomi di potenza dei quali ho già parlato nella pillola Il pentagramma per la difesa, dunque uno dei primi video, se andate nel mio canale, forse addirittura uno dei primi 10. Dunque ci ruoteremo sui punti cardinali, torneremo sull'est e mentre facciamo questo dobbiamo visualizzare che ruotando su noi stessi si forma a terra un cerchio di fuoco che si congiunge nel momento in cui torniamo sull'est. Questo cerchio di fuoco poi nei successivi minuti lo estendiamo fino a abbracciare tutta l'Italia, ok? A quel punto dobbiamo riuscire a percepire e a vedere nella nostra visione interiore che al nostro cerchio o il nostro cerchio si va a sommare al cerchio di tutti gli altri che stanno compartecipando con noi e questo cerchio di fuoco diventa proprio invincibile e possibilmente diventa come una parete di fuoco, ok? Questo che abbraccia tutta l'Italia. Bene, avviamoci. Dopodiché ci saluteremo. Allora, rivolti a est, io in questo caso ce l'ho in quella direzione, le mani, la mano destra, la mano di potere si tiene così, ok? Ricordatevi che mi sa che il video è a specchio, dunque si procede dal basso a sinistra verso la punta in alto, poi il basso a destra e si traccia una specie di V rovesciata. Da qua si va di fronte a sinistra, orizzontalmente a destra e poi si va a chiudere in basso a sinistra da dove siamo partiti, formando proprio il pentalfa. Bene, cominciamo. Yod He Vav He. Adonai. Hey, yeah. Agla.
Estendete il cerchio man mano sempre più in là, oltre la vostra casa, fino ad abbracciare tutta la regione, più avanti, tutta la zona del centro, tutto il nord, il sud, tutto. Adesso è tutto inglobato all'interno del vostro cerchio di fuoco. Benissimo. Abbiamo fatto. Io vi ringrazio dunque per aver partecipato, vi ricordo nuovamente quali sono i nostri appuntamenti: il lunedì sul gruppo Telegram Magici Arcieri Bertolini dalle 20:30 alle 21:30, dove condividiamo appunto insegnamenti e tematiche legate all'esoterismo. Il martedì e il venerdì c'è la diretta sul mio canale YouTube dalle 20:30 alle 21. Mercoledì, vale a dire domani sera, ci sarà la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque saremo là, se vi farà piacere, io darò una mano al Marietto, ma ovviamente sarà lui a rispondervi. Dunque, per il resto dei giorni ci troviamo al solito sui gruppi Facebook, i casti sacerdotali, magie, sibille, radionica, tarocchi e radiestesia. Ho aggiunto, mettiamoci qualcos'altro, ho messo una cosa in più. Va bene, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, con me sicuramente, per esserci fatti compagnia. Ci ritroviamo noi alla diretta dunque domani sul canale del Marietto e venerdì di nuovo da me. Mi raccomando sempre 20:30 21. Grazie e mi scuso per non aver potuto rispondere a tutti, tornate venerdì sera, se volete una risposta sarò qua per voi. Un abbraccio a tutti, buona serata a tutti
e grazie, grazie. A presto, buona serata.